Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, le immagini che ci arrivano da Ceuta, la città spagnola enclave nel Nord Africa, la città autonoma di Ceuta presa d'assalto letteralmente in queste ore da orde di immigrati clandestini dal Marocco, ci dice tante cose, ci racconta un fenomeno patologico che ormai incarna la patologia della nostra contemporaneità, ci racconta di un'identità in pericolo, ci racconta nei fatti, sia senza bisogno di scomodare scenari complottistici, ma in quella che fattualmente assume le dimensioni, quantomeno quantitative, di un'invasione, ci racconta anche però un dato politico sommamente inquietante e non più ignorabile, che è il seguente. Oggi uno dei principali pericoli per l'Europa, non per gli uffici dei burocrati dell'Unione Europea, per l'Europa come storia, realtà geopolitico-antropologica, identità, popoli, è rappresentato dal leader di uno dei paesi europei, dal premier spagnolo Pedro Sánchez, che è ufficialmente un pericolo per l'Europa nel senso extra burocratico di cui sopra, perché le sue politiche, la sua allucinazione ideologica delle porte non aperte, ultra spalancate, l'accoglienza come dogma, l'integrazione come pratica acefala e irriflessa, ha prodotto tra l'altro le scene di queste ore a Ceuta. Le ricordiamo, 5 chilometri di serpentone umano, migranti che arrivano a nuoto aggirando il frangiflutti che divide la città autonoma dal territorio marocchino, dichiarazioni della Guardia Civile: siamo sopraffatti, siamo al collasso totale, tant'è che al 97esimo il governo Sánchez sta valutando di mandare l'esercito, cioè dopo aver lasciato questa città autonoma completamente da sola, in balia di questa invasione di fatto anomala, dopo aver praticato politiche tutte tese all'accoglienza indiscriminata, aver fatto retorica che sostanzialmente invitava chiunque a venire in Spagna da ovunque, dopo tutto questo ora stanno valutando di mandare l'esercito. Pensa tu, quindi c'è un problema a spalancare le porte in modo indiscriminato. Ora vedremo cosa succederà a Ceuta. Quello che deve succedere in Italia è quello che hanno posto con forza sia il Presidente del Consiglio che il Ministro Salvini, ricordando anche la sua esperienza personale, per cui lui è stato sbattuto al banco degli imputati per aver difeso i confini nazionali, no? Quindi l'ottica opposta al lassismo di Sánchez. Addirittura Tajani su questo tema ha dato un segno di vita politica concreta. Tutti hanno chiarito che diventa prioritario, diventa un'esigenza nazionale sospendere Schengen con la Spagna. Perché se la leadership spagnola ha deciso scientemente di prestarsi a un'invasione e di suicidarsi in quanto al di là dell'importantissima questione identitaria storica, c'è anche una questione di tenuta minima del tessuto sociale, per cui non è che come scrive Il Mondo, in poche ore 20.000 migranti possono irrompere senza alcun controllo o liceità per farlo in una cittadina autonoma piccolissima, perché proiettato su vasta scala è sì l'invasione di un continente, e quindi la sospensione di Schengen con la Spagna è un atto minimo di salvaguardia nazionale. E poi ricordiamoci che anche noi abbiamo i nostri Sánchez, perché non tantissimo tempo fa, era nell'aprile scorso, Elly Schlein si recava trionfalmente alla reunion di Barcellona dei progressisti europei e globali, mostrando parole d'ordine tipo con Sánchez per dire che un altro mondo è possibile. Ecco, il loro altro mondo possibile, quello per cui lavorano, è quello di Ceuta. Cioè non è un mondo, è
il disordine sistematico, l'abdicazione totale a qualunque atomo di convivenza civile, in primis peraltro negli interessi degli immigrati regolari, veramente integrati, è il caos. Il loro altro mondo possibile è il caos, e in questo momento il premier spagnolo agisce come un, appunto, agente del caos, ed è una minaccia per l'Europa e per i paesi europei come il nostro. Il loro altro mondo possibile è Ceuta. Ricordiamocelo sempre. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.